12ª giornata del campionato di promozione, ben ritrovati amici della Wii Sport, ci troviamo all'Angelo Rossi di Fiumefreddo, pronti a raccontarvi della sfida valevole per il girone C tra Fiumefreddo e Torre Grotta. Da una parte la formazione di mister Anastasia, all'ultimo posto in classifica a quota 2 punti, nell'ultima gara è stata una sconfitta netta per 5-0 contro l'Aci Sant'Antonio, dall'altra parte risponde il Torre Grotta a quota 5 punti in classifica, la formazione di mister Borelli nell'ultima settimana ha trovato il pareggio per 1-1 tra le mura interne del Pietro Cangemi contro l'Aci Catena. Grazie all'usione delle nostre grafiche stiamo vedendo i 22 che scenderanno in campo. Diamo un occhio attento alla formazione del Torre Grotta che si schiera con Rotella, Mondo, Casale, Trovato, Ferlazzo, Sofia, Alessandro, Battaglia, Rasà, Maisano, Sitti Neri. Maglia rosso-blu per la formazione padrone di casa del Fiumefreddo, all'altra parte in bianco e inserti rosso-blu il Torre Grotta. Avvia la partita il signor Salvatore Montevergini della sezione di Ragusa, suoi assistenti Agolino e Artellini, anch'essi della sezione di Ragusa. Abbiamo visto come sempre i Bronx presenti per sostenere i propri colori e con il film del primo tempo si può partire grazie all'uso delle immagini a cuore di Federico Longo. Qui c'è una bella sventagliata sul secondo ballo, Rosario Rasà ha tutto il tempo per coordinarsi, non riesce però a farlo bene e dopo 5 minuti va a vanificare la prima occasione buona per il Torre Grotta. Ancora gli ospiti a rendersi pericolosi con il calcio di punizione da parte di Maisano, deviato facile tra le braccia di Barbagallo. Continua la formazione di mister Borelli a mettere pressione in avanti, bello qui il colpo di testa in torsione da parte di Rasà, il pallone però finisce alto sopra la traversa, arriva la prima offensiva anche per il Fiumefreddo, qui sull'out Mancino prova a scagliare una potente conclusione a Rabito, non riesce però a trovare la via del vantaggio, qui invece è clamoroso il tentativo da parte di Rasà che non riesce a trovare la via della rete per questione di centimetri, tutto salvato sulla linea ancora a provarci con la conclusione dalla distanza il Fiumefreddo che chiude in avanti il primo tempo. Finisce così però poche emozioni e 0-0 all'Angelo Rossi. Fino a questo momento né Fiumefreddo né Torre Grotta sono riusciti a trovare la via della rete, ci è andata più vicina la formazione torrese. In un paio di occasioni con il solito Rosario Rasà si può ripartire con il film del secondo tempo a parti invertite sul rettangolo verde dell'Angelo Rossi. La prima offensiva è del Torre Grotta al minuto 9, il pallone in area di rigore, ancora Rasà a provarci, esterno della rete per l'ex Città di Messina che sfiora il gol. C'è poi un calcio di punizione al minuto 13, sarà ancora il numero 10 Maisano a provarci, bella la sua parabola, pallone che colpisce la parte alta della traversa per spendersi poi sul fondo. Fiumefreddo che prova a reagire, poche le offensive degne di nota della formazione padrone di casa. Qui ci ha provato ancora una volta il solito Arrabito, non riuscendo però a trovare la via della rete. Entra Antonazzo per il Torre Grotta e questo è il primo cambio di mister Borelli quando c'è un calcio di punizione affidato a Battaglia, pallone alto sopra la traversa, non riesce a trovare il vantaggio la formazione di mister Borelli, quella di mister Anastasi è pericolosissima qui, carambola impazzita e per poco non riesce a battere Rotella il Fiumefreddo. Siamo al 90+4, attenzione qui al Torre Grotta, pallone sulla destra dove c'è Alessandro che riceve il pallone in area di rigore, viene esteso così per il direttore di gara in maniera abbastanza clamorosa e calcio di rigore. Può cambiare tutto all'Angelo Rossi con questo possibile tentativo di trasformazione. Festeggia Simone Alessandro e Rosario Rasà a incaricarsi della battuta dagli 11 metri, si aspetta solo il fischio, parte Rosario Rasà ed è il rigore dei 3 punti del Torre Grotta, batte il portiere Barbagallo con tanta freddezza e gonfia la rete, un gol fondamentale, pesantissimo per la classifica di mister Borelli. C'è un cambio prima del triplice fischio, infatti esce Antonazzo ed entra Iannello sul terreno di gioco, ma siamo già ai titoli di coda. Il Torre Grotta vince e sale a quota 8 punti in classifica, allontana ulteriormente il Fiumefreddo che resta a quota 2. Amici della Wii Sport, un cordiale saluto da Antonio Caroè che vi rimanda alla prossima.